Ah no, scusa, come si chiama? Romeo? Samuele. Scusa Marcello, ora prosegui, tutti anni non so quanto Bentornati qui in diretta al campo 1, sfida fra Sicilia Storm già in vantaggio contro Santa Rosalia. La rete l'1-0 segnata poco fa da Damian. Non l'ho visto. Patti. Damian punta un avversario, adesso Patti prova ad infilarsi, ferma tutto il numero 21 Filiberto. Umina punta e calcio in porta, alto. Qui bene Romeo, poi appoggia male, Umina raccoglie per un attimo perché c'è di nuovo Filiberto. Puoi scaricare l'applicazione perché proprio il tuo fatto c'è tanto. Non si carica? Bene. Che è bello vi dico, si rimane Sul Play Store proprio. Cos'è Safari? non lo so, carino, sì. Qui Patti per la palla per Umina! Ferma tutto col tacco, poi Passone. Ho capito, per fare prima scarica l'applicazione e tutto le fai in scarico. Già una quota c'è la diretta sana. Filiberto. Romeo. Fermato qui da Umina che si fa anche male. Chiede il cambio direttamente. Dai, gioca, Roby, dai! Avete che c'è carico? No, devo... Aspetta, ora vado a vedere al bar, insomma. Qui Damian prova, fermato. Che a fare prima? Dare il caffè? D'Amico fermato ancora, D'Amico in mezzo a due. Alla fine se la cava la retrovia della Sicilian Storm.
Ma già l'hai installato questo qua. Dovrei logare. Accedi condizioni. Come si chiama? Qui Patti. Ancora Patti. Fermato. Devo stoppare la live se devo farlo. Perché non ce l'ho. Al bar, no, comunque non si caricava. No, si caricava, poi si è staccato, non si ricarica più. Non si è staccato in che senso? Si è staccato che il telefono non mi dava più che caricava. Non è che si è rotto il cavetto. Comunque non mi si fa là. Cioè poi sai che puoi fare direttamente, però senza che ci sia il segnapunto e queste cose. Vai direttamente dopo sulla pagina e fai la live da là. Lo puoi fare. Senza segnapunto e tutto. È l'unica cosa. Al massimo dico, se non si riesce neanche quello, l'unica cosa in extremis che puoi fare è riprendere direttamente con il telefono e poi giri alla click. Sono le uniche due opzioni che puoi fare. Perché mi serve la chiave di accesso che non ce l'ho io, ce l'ha Claudio, che è a casa, che lo devi chiamare. Come vogliamo. Bravo Marcel! Ancora? Segnato. Oh Mina, io lo so che ti sei. Oh Mina, io lo so che ora stai bene, però. Salve. Tutti così. Qui mi scuso con i telespettatori, ma c'è stato un problema tecnico che ho dovuto risolvere, quindi la live verrà spezzettata per questo motivo. Adesso in teoria non dovrebbe esserci più problemi, quindi fino alla fine della partita, salvo imprevisti, dovrebbe andare tutto liscio. Qui palla a cercare il Romeo, chiude tutto Giannalia che riparte. Giannalia fa volare Umina che si è ripreso. Umina chiude bene Fasone. Qui errore di Marius. Sì, seguiamo i numeri sempre. Devi passare, Manu! Qui D'Amico prova ad andarsene. Qui Patti fermato. Perugia in avanti di testa Giannalia. Adesso D'Amico Perugia. Roby, appena esce fa cambio con Adria. Marco, qua devi Marco, qua. Qui Perugia tocca male perché c'è Patti che raccoglie Patti, finta, Patti fino in fondo, poi se ne va su Romeo 2 volte, Patti lascia lì a Giannalia, sposta Giannalia ancora, adesso il destro che diventa un assist. Ce l'hai là solo, Te lo dico?
Omina. Ferma tutto, Omina riesce per un attimo a sorpassare D'Amico. Ripartenza Santa Rosalia, D'Amico, palla in mezzo, non arriva Perugia. Bravo Marco, bravo, bravo. Filiberto. Bravo Marco. Il Perugia inventa, D'Amico liscio. Prima ragazzi, si passaggi, dai! Il Perugia. Colpisce Adrian, di nuovo Perugia. Attento Manu. Omina. Si gira ancora Omina, parte velocissimo Adrian, visto, calcia in porta qui. Omina. Marco! Uno là, Poi Filiberto, palla di esterno, capisce tutto Marius che riparte. Racing. Ancora Marius, apertura nelle zone di Giannalia che controlla, Giannalia in mezzo, arriva Marius. Marco, appena riesci a cambio con me? Bravo! 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 Filiberto, 2 contro 2, top passo, parte Filiberto in porta. Non benissimo qui Gerardi. Ok. Omina, calcio in porta, risposta in 2 tempi bene da parte di Fasone. Filiberto, unico attaccante. Romeo accelera, qui D'Amico non arriva. Giocate se siamo. Riposiamo. Ma siete molto carico. Perché il mio talento è la memoria piena. Quindi No, non c'entra niente. Ah, per la ripresa. fare ok, riprese. YouTube non ho le credenziali. Quindi Io non ho messo le credenziali, ma serve l'accesso perché che cosa succede? Una volta che tu crei l'account e fai l'accesso a un altro dispositivo, devi chiedere l'autorizzazione al tuo dispositivo. Anzi, con Samuele non me l'ha fatto, non so perché. Può essere perché magari se lo fai più volte nello stesso. Forse già lui l'aveva fatto. Damian prova a partire ancora Damian, doppia suola, poi lo ferma Perugia. Poi ritorna di nuovo Damian bene, poi D'Amico aiuta ad uscire il pallone. Filiberto riesce a passare sul lato di sinistra, accelera il numero 21, va fino in fondo, palla in mezzo, in qualche modo in modo freddo Adrian riesce ad andarsene. Umina qui insegue su Perugia che lo chiude. Filiberto, sempre il numero 21, il più pericoloso dei suoi, viene fermato. Qui tripla giravolta di
Romeo che se ne va molto bene, poi D'Amico si divora e vanifica il lavoro perfetto di Romeo. Patti fino in fondo, Patti fermato. Ma se nessuno si muove! Damian Umina può anche liberare il destro, deviato, calcio d'angolo per il Sicilian Storm. Non ti capisci? Parli in italiano. Sembra cognato. Che dici? Se io pure non ti capisco. Damian passa, Damian di punta, anzi di esterno, si va anche un po' male. Vuoi cambiare? Che si dice I migliori giocatori fanno cose. I migliori giocatori fanno cose. Come Dybala che si fa male dopo che aveva sbagliato. Damian mette giù. Parte il numero 12 di esterno verso Adrian. Non si intendono i due. Poi Umina esce nuovamente dolorante. Ah, su, aspetta il mio. Qui errore di Filiberto dopo aver fatto un'ottima giocata. Qui palla a cercare Patti, Patti ancora, salta un avversario, Patti si ferma, Patti, deviazione, calcio d'angolo. Oh, vado a giocare, però che c'è mi piaciuto non troverò. Patti in mezzo, cioè scusatemi, Damian in mezzo per Patti. Chiamo io, cari, che abbiamo vinto, quando io chiamo tu. Sì, perché non lo rimprovera nessuno. Non è che sei tuo amico, pensi che Ma prendete solamente lui, una picciò. Damian Giannalia, ancora Giannalia, c'è Damian libero, Giannalia fa girare il sinistro magicamente e arriva il raddoppio del Sicilian Storm. Gran gol del numero 10 che fa vedere tutte le sue qualità. Il palla in mezzo, capisce tutto Roman, parte velocissimo qui, Patti, ancora Patti, Damian stop così, allontana tutto D'Amico per evitare problemi. Patti raccoglie il rinvio in un bellissimo Patti ancora. Errore di Patti. Qui Romeo sbaglia, squadre già lunghissime. Qui anche complice il fatto che questa partita è finita prima di iniziarla, ovvero c'è stata la decisione unanime delle due squadre per far vincere a tavolino una delle due, ovvero il Sicilian Storm, perché i ragazzi della Santa Rosalia non erano il numero minimo
per poter giocare la partita, erano 4 e non si... Attenzione qui, grande gol intanto di D'Amico che fa 2-1, accorcia il risultato quando sta per terminare il primo tempo, anzi è terminato qui. Continuo dicendo che il numero 21 Filiberto non poteva giocare essendo stato espulso e quindi si è deciso così.